gente, ci siamo rotti le scatole per non usare il turpiloquio, per non dire parolacce, ma che roba è? E raga, pure voi fategli le domande, ma chi cazzo è? Ci stiamo facendo mettere i piedi in testa da una famiglia, non se ne può più. È veramente è una cosa insopportabile, mi devo motivare io la domenica per venire a vedere la partita, è uno schifo. Che mercato abbiamo fatto, raga? Che mercato abbiamo fatto? 50.000 oggi hanno dato una grande risposta, non invece... L'abbiamo sempre data, l'abbiamo anche data nel campionato 2003-2004 pre-fallimento. Il pubblico di Napoli è questo, ma meritiamo, non dico rispetto, tutti gli esseri umani meritano rispetto, ma che roba è? Ma che conferenza stampa mi fai con i fogli tra l'altro stampati di Transfermarkt? Lindstrom ha giocato tre quarti, ma dove cazzo stiamo andando, raga? Bastavano 3 pedine, rilanciavamo, facevi il diavolo a 4 per mandare le Spalletti, ma che cazzo abbiamo fatto quest'anno? L'anno scorso ma ce lo siamo scordati, mi dispiace lo sfogo. Non preoccuparti, anzi ti ringraziamo per averlo condiviso con noi, sentiamo anche le altre opinioni. Ma non lo so, è una stagione disastrosa su tutti i fronti. La società ha sbagliato sicuramente le scelte iniziali e anche quelle successive. Però diciamo che ecco, criticare come ha fatto il tifoso in generale, in toto così la società no, secondo me non è giusto. Cioè, De Laurentiis ha le sue colpe, ma io le restringo a questa stagione. Ha sbagliato quest'anno tutto, però in generale poi dopo fare come facciamo in questa piazza, buttiamo nel cesso tutto quello che è stato fatto per 20 anni, no, stiamo vedendo il pallone da 20 anni e ricordiamoci l'anno scorso la stessa società abbiamo vinto lo scudetto, quindi un minimo anche ci vuole di rispetto, di equilibrio, sì. Più che altro sono state sbagliate tutte le scelte di quest'anno, abbiamo un allenatore che è più scarso di quello precedente ma in maniera devastante. Cioè, allora, giochiamo a Milano 3-5-2, oggi 4-3-3, giochi con Simeone, col 4-3 invece gioca Raspadori, che si sa che comunque è il suo ruolo in un attacco a 3 e ti fa giocare meglio la squadra. Simeone purtroppo tecnicamente è quello che è, un giocatore che ti può dare un po' di profondità se gioca in contropiede, ma è un giocatore, Mazzarri non sa quello che sta facendo e purtroppo la squadra si vede in campo che non ha le idee chiare. E allora a questo punto rilancio, per battere il Barcellona bisogna cambiare Mazzarri? Sì. No, non è che il Barcellona non lo battiamo quest'anno, ragazzi, questo è. Il Barcellona non lo battiamo, però almeno cambiando Mazzarri possiamo fare una partita dignitosa, a livello anche di scossa, per dare un minimo di dignità a questa stagione, perché anche i giocatori magari se cambia allenatore si potrebbero fare schifo anche da soli. Grazie, c'è qualcuno che pensa che invece la Champions sia qualcosa di ancora possibile, qualcuno che l'ha sognato diverso tempo fa? Ma io la voglio sognare, ma ragazzi ci sta da fare dei piccoli accorgimenti. Io vedo Lobotka che piglia un centro mediano, che piglia la palla e la butta dietro, non è che va in profondità, sulle fasce vedo una lentezza pazzesca. Mi ricordo quella partita con Liverpool, c'era solo il portiere dietro e noi stavamo tutti sulla linea di attacco del cerchio, spingevamo in un modo tremendo che si trovavamo in aria 7-8 persone. Io sto sconvolto, guarda qua, non ho capito niente, io sono un tifoso del 53 e quindi sulla fascia, il catenaccio, altri tipi di modi di giocare, ma non capisco più. 1-2, non si riesce a fare 1-2 con velocità sulle fasce come facevamo l'anno scorso. E allora si hanno sicciate, che mi fa? Ma butto il sale? Non lo so, non voglio pensare. Allora, secondo me è proprio chi comanda questa squadra, perché non è possibile che l'anno scorso giocavamo in un modo e quest'anno con 2 allenatori non riescono a far giocare questi campioni. Però ve la ribalto, ora le scelte sono state fatte sia in estate che in inverno, ora la squadra è questa, l'allenatore è questo qua. Come si procede? No, si procede con Mazzarri sicuramente, perché De Laurentiis non prenderà un ulteriore allenatore e pagherà un ulteriore allenatore. Queste sono ma deve avere la forza e il coraggio di mettere in campo giocatori che vogliono giocare e vogliono fare qualcosa. C'è una lentezza fisica, vabbè, che non ha fatto uno scatto. Però la condizione fisica dobbiamo pure dire che è anche un problema di condizione fisica. Forse non a caso il fatto che Ngonghe
Lindstrom, quelli che non hanno fatto la preparazione estiva. Mazzocchi, lo stesso Mazzocchi, quindi è una condizione fisica, ragazzi, di che Garzia. Noi paghiamo ancora il prezzo di Garzia nel Trentino Alto Adige e Castel di Sangro. Questo è il problema, la condizione fisica. Noi camminano in mezzo al campo, questo è vergognoso. È inutile gli ultimi minuti a fare quella cosa così che vogliamo vincere la partita, è inutile, che poi per 90 minuti non abbiamo fatto nulla, assolutamente nulla. Adesso lo sanno, per il Barcellona non devono giocare così, palla veloce sulla faccia, palla al centro. Avete con l'intenzione di vincere il Barcellona. Allora Ragazzi, noi staremo io la voglio vincere. noi staremo qui con il Barcellona, noi staremo... Perché non si può vincere col Barcellona? Dell'anno scorso. Ma il Napoli esiste? Non ti faccio una domanda. Mancano idee. Il Napoli non esiste. Ma non è c'è più l'allenatore, nessuno sono nel i Napoli. giocatori allora Lui che... che stava giocando benino era Marzocchi. Non ho capito perché Di Lorenzo non esce. Fatemi capire. Sì, non esce, non lo so. C'è una burocrazia di perché legge deve là. andare in Un nazionale, giocatore deve come andare- Dem non lo fanno giocare, lo mettono fuori lista a Dem. Che l'abbiamo comprato a che dovevi fare la riserva di Lobotka, se vi ricordate, o sbaglio? No? Poteva essere utile Zielinski. Ah, no, per piacere. No, per favore. A domanda e risposta. No. Il Zelinski di adesso non è di 10 No, il Zelinski di adesso non lo vogliamo, no, assolutamente. Può andare già all'Inter, non ci interessa. Ma come anche Osimhen. Allora Osimhen, caro Osimhen, se tu mercoledì veramente vuoi giocare, ti devi dare anima e corpo a sta squadra. Altrimenti rimani in tribuna dove stavi e ti inquadravano. Perché a noi non ci interessano persone che col mal di pancia, ok? Ne abbiamo avuti tanti anni fa uno che male pancia, ma quello si chiamava Diego Armando Maradona e tu sei Osimhen, non sei Diego Armando Maradona, quindi se devi entrare mercoledì devi fare l'Osimhen che noi conosciamo dall'anno Ma scorso. dobbiamo dargli le palle però, dobbiamo dargli le palle sulle facce come facevamo prima, con una velocità pazzesca, ne pare che camminammo a mezzo campo, io non lo so. battuta e vado via, era meglio il francese, perché avevamo un attenuante, scusatemi, avevamo un attenuante, sapete perché? Perché noi potevamo dire, quello parla francese e i giocatori non lo capiscono. E questo è l'attenuante che avevamo noi. Anche questo è saltato. Signori, vi saluto. Grazie, ciao, come ti chiami? Edoardo, voglio dire che secondo me la cosa grave è perdere un giocatore come Zielinski al campionato in corso e soprattutto almeno con Garzia qualche gol si faceva, il problema di Garzia era la difesa, con Mazzarri ora manca proprio l'organizzazione tattica di gioco e i centrocampisti non fanno più movimento, non segniamo più, cioè comunque non devi segnare per vincere queste Secondo partite. me potrebbe stare Assolutamente sì, c'è un futuro come secondo. Non puoi puntare a vincere una partita nei minuti finali anche contro il Genoa, cioè tu ti devi mangiare il campo, non puoi stare così e soprattutto oggi c'è costata dura la giravolta di Lobotka in mezzo al campo perché magari se l'avesse messa in mezzo ma comunque non era una vittoria meritata visto che comunque anche contro Salernitana e Verona abbiamo vinto così ma non porta a niente questa vittoria sporca in mischia. Signori, se non altro arrivano segnali incoraggianti per il futuro. Cosa ci dici di Traoré? Esordio per lui. Traoré secondo me oggi stava proprio camminando in mezzo al campo, per quello che si è visto oggi non lo riscatterei, però vediamo, diamo tempo al ragazzo che comunque oggi tornava titolare dopo una brutta malattia, la malaria, quindi speriamo che si riprenda perché sennò così io non lo riscatterei se giocasse così perché cammina. Abbiamo giocato proprio un in meno, forse c'è molto meglio Lindstrom e poi anche Ngonge andrebbe fatto partire all'inizio per quello che sta dimostrando in queste partite. Prosegue la saga degli amici giovani e competenti a Calcio Napoli 24, grazie. Grazie a voi. Buona serata. Forza Napoli sempre. Bravissimo. Allora c'era un altro amico che voleva dire la sua. Che è successo? No, ha cambiato idea, a un certo punto ha deciso di evitare il contatto con la telecamera, noi comunque bene o male, non so se c'era qualcuno, eccolo lì, c'è qualcuno. Forza Napoli sempre, ma che mamma mia però. Troppa sofferenza. Troppa sofferenza, no. Ma non lo so che gli è successo, si devono far benedire. Veramente ci vuole la mano San Gennaro per tutti quanti. Cioè, non riusciamo a trovare una spiegazione che sia concreta, ci dobbiamo affidare solo al metafisico, perché altrimenti non troviamo una spiegazione. Ci vuole un miracolo, ci vuole. Grazie. C'è anche Antonio. Forza Napoli. Sempre. Ciao. Io domenica scorsa stavo a Milano e non vi ho visto. Non so dove stavate.
Però c'eravamo, te lo posso assicurare. Io stavo al settore ospiti. Ci sono i video che lo testimoniano. Io non ho visto proprio. Antonio, devi essere più attento. Aspetta, puoi fare pure un abbraccio, me l'ha chiesto uno. Attenzione, cosa sta succedendo non lo so, c'è Antonio che vuole fare un abbraccio, a chi vuoi abbracciare? No, è una persona che... Una persona che evidentemente merita un abbraccio, però se... No, è morto, non è che... Glielo mandiamo lo stesso, però dico, se vogliamo parlare anche della persona, il nome si chiama Robburì, okay, delle case nuove. Un grande abbraccio. Un forte abbraccio. Ci associamo. Sa Ciro? Sì, c'è Ciro. Ciro, quest'anno secondo me il Napoli farà la Conference League e la Juve in Serie B, sono sicuro. Sono sicuro. Lui non è convinto che la Juve abbia in Serie B. Sì, vabbè, ma sempre questo Ciro, ormai. Che ha giocato ieri? Non lo so, non devo dire la verità, non l'ho seguita. Quanti punti c'ha? Sta in alta classifica, poi non so quanto di vantaggio. Il problema del Napoli sai chi è? È Mazzarri. Perché? Cioè, non c'è quel giocatore per uno. Se segna sempre, mettilo all'inizio, cioè, non lo metterà a metà gioco. La Spadore mettilo all'inizio. A me non mi sta piacendo Simeone, ma non è quel giocatore che era prima. Cioè, non lo vedo più bene. Quindi la colpa è più dell'allenatore o dei calciatori? Fammi capire. No, allenatore, che c'è del giocatore? Io c'erei un allenatore, ma un allenatore tocchi, sai chi è? Ciro Novellino. In effetti. È una gran bella idea. Ciao Antonio, ti saluto. L'ultimo premio di salutare. Ogni giorno ore 15 filo diretto. Abbiamo fatto anche la pubblicità. Grazie Antonio, grazie per il supporto. Eccoci qui. Come ti chiami? Giuseppe. Allora, lo spettacolo che abbiamo visto è stato uno spettacolo indecente. Per vedere un tiro abbiamo aspettato 89 minuti. Non so, io penso che Mazzarri comunque per onestà intellettuale deve dimettersi, perché non si può andare avanti così. Ha ereditato una squadra al quarto posto, stiamo, penso, nono, decimo. E quindi purtroppo mi dispiace per l'uomo che mi è stato sempre, diciamo, come posso dire, affezionato per quello che ha fatto in passato, ma sta sporcando il suo ricordo. Quindi speriamo che prenda atto di questa, perché la squadra purtroppo... Allora, devo fare due domande. La prima, cambieresti Mazzarri prima della gara col Barcellona? Prima della gara col Barcellona sì, perché col Barcellona può andare, penso, anche peggio forse, però può essere pure... Allora, il Barcellona è una partita a sé, ovviamente là ci difenderemo, 5 dietro, può essere che strappiamo un pareggio, una cosa, Abbiamo visto con Lazio Bayern Monaco, come la continuità dei risultati che non c'è. Noi per andare a quarto bisogna fare 3-4 vittorie consecutive, perché non so il Napoli con chi le possa fare a questo punto. Facciamo anche qualche nome a questo punto. Chi al posto di Walter Mazzarri? Ma come allenatore, vabbè, sulla piazza c'è poco nulla, non lo so, ma comunque un allenatore a questo punto, ripeto, ma lo ripeto proprio per Mazzarri, perché vedo che poi la gestione del gruppo è sbagliata, mette Zilischi, poi lo toglie, poi Osimhen non entra, va in tribuna, non gioca, non lo so, mi sembra che gli sta scappando tutto pure Dong, i nuovi acquisti li fa giocare alla fine, non lo so, sta un po' in confusione. Mi dispiace perché ero molto ottimista sull'arrivo di Mazzarri, purtroppo mi sono dovuto ricredere. Comunque, prego. Questo è comunque sempre Forza Napoli, sempre. Grazie. Grazie a Giuseppe. Adesso sì, possiamo... Prima c'è stato un momento nel quale ti sei allontanato. Forse chiedevi qualcosa, ma opinione mia, sì. Senza Osimhen non c'è punto di riferimento. Infatti tanti tifosi vorrebbero che tornasse, il problema è che pure lui se l'è presa, diciamo, un po' comoda, poi chiaramente ha fatto la Coppa d'Africa e ha bisogno anche di riposare, però si è creata un po' questa polemica. Sì, ma lascia stare ora, per me col Barcellona si può rifare e poi può fare bene. No. Se vuole cominciare a segnare, a giocare, lasciamo a lui, perché poi avremo i risultati che... A parole tue. No, avremo risultati migliori, più positivi. No, se segnerà vuole giocare, se non segna alla testa da qualche altra parte. E là ci si saluta. Sì.
Va bene, grazie. Voglio dire solo una cosa, che manca un punto per la Juve Stabia per salvare per il nostro amico Ciro. Grande, evidentemente la Juve Stabia seguita. Ragazzi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, un parere anche femminile che ogni tanto ci sta bene. Vista dal tuo punto di vista, raccontaci la partita, raccontaci Napoli-Genoa. Allora, ho visto un Napoli che è sicuramente molto scarico, il Napoli che l'anno scorso ci ha fatto totalmente emozionare e godere. Quello che non vedo più, c'è il cuore ma non c'è molta tattica di gioco. Il cuore a volte non basta, noi napoletani siamo pieni di cuore e quello che ho visto in quella squadra l'anno scorso è stato tanto. Quest'anno siamo scarichi, però ci sta che comunque stiamo avendo molte mazzate da parte di arbitri, da parte di squadre. Non è il nostro anno, si sa, perché... Da parte di noi stessi siamo una siamo squadra qui priva di identità a difendere la rispetto allo squadra. Io scorso sono qua. Come si ritrova questo cuore? A questo punto lo chiedo a te, visto che l'ha lanciato Come lei. si dice a Napoli, mazzolato in questo momento, e anche vedere l'atteggiamento di Osimhen, la voglia di ritornare in campo, di mettersi a disposizione, è prova tangibile che ormai parliamo di un ex giocatore. Però, del Napoli. Però la professionalità porta magari a comportarsi in maniera diversa, come un certo Cavani. Però adesso il problema non è Osimhen, l'ago della bilancia non è certo il fatto che Osimhen non abbia giocato, ma è proprio l'identità che manca a questa squadra, la voglia e la cattiveria agonistica. È un pareggio che sa di sconfitta per me. Col Barcellona dovrebbe tornare Osimhen, però a quanto pare non vi aspettate particolari miglioramenti. No, personalmente no. Io come proprio da buon napoletana non vorrei mai il male di Osimhen. Lo ringrazio per tutto quello che è stato, perché comunque ci ha fatto piangere e ci ha fatto godere. Però ti auguriamo tanto bene, però ora altrove. Cioè noi... Sui nuovi arrivi Traoré, Gong, Mazzocchi. Sono buoni giocatori, però ci vuole del tempo per inserirli, come in qualsiasi società, soprattutto in un meccanismo di gioco che va già bene, è difficile inserirli. Figuriamoci in un momento delicato della società, della stagione, diventa logicamente più difficile doverli inserire. Però sono giocatori sulla quale si può lavorare, ma di certo non raccogliere i frutti quest'anno. Grazie ragazzi, Grazie. buon rientro. Eccoci qua. Come si chiama? Buonasera, mi chiamo Cammarota Giuseppe. Piacere di conoscerla, Cammarota Giuseppe. Io mi chiamo Vincenzo. Vincenzo Credendino. Piacere. Io vedo sempre tutti i programmi vostri. Comunque io sono da parecchi anni che non venivo a vedere il Napoli. Grazie a Tufano sono venuto. Ottimo. Ci ho portato. Saluto agli amici. Ho portato la poesia che ce la volevo dare a De Laurenti. Se lei mi può fare un piacere ce la fa recapitare. Va bene, vediamo come organizzarci, magari a diretta finita, se lei resta qui nei dintorni. Lui mi conosce, ce l'ha consegnato voi. Sì, Io siccome sono stato operato pure al cuore e non venivo da anni, tanto è vero c'ho l'abbonamento del 2007. Passati quasi 20 anni. Brava. Poi sono stato operato, adesso sono venuto, però mi ha visto proprio è una vergogna. Non è stato un bel ritorno. All'epoca però il Napoli non lottava per i primi posti. Nel 2007 il Napoli stava Serie B, Serie A, stava iniziando a risalire. Sì, ma... C'era più felicità allora però che oggi. Esatto, comunque no, io l'ho visto proprio crescere questo Napoli, in quanto ci ho fatto tante di quelle poesie. Tanto è vero che il presidente De Laurentiis sono andato giù agli spogliatoi e c'ho un giubbino del Napoli come una reliquia. Poi comunque io andavo sempre a Castelvolturno. Siccome ho avuto l'infarto non ci sono andato più. Ma io vi dirò un'altra cosa. Giuseppe, gliela posso fare una domanda, ma qualcuna di queste poesie lei se la ricorda a memoria? Ma io ho la poesia. No, però ora se io le chiedessi di leggerla qui per i nostri amici. No, ma io la so a memoria, io ce l'ho qua. E la possiamo recitare in telecamera questa poesia? Sì, questa è la poesia che abbiamo preso allo scudetto, in quanto tutti i napoletani dicevano ma mo andiamo. Io gli dissi non vi preoccupate che noi quest'anno prendiamo lo scudetto. E di fatto così è. L'ho dedicato proprio al presidente. Come fa?
tutta la gente domandava, ma sto Napoli che fa? Io rispondo, state calma e non vi preoccupate, perché Aurelio è figlio in trocchia, sa che è il che ha da fare. Con una certa qualità piglio meglio che c'è stato. Poi teniamo a quale schelia, una classe in quantità. Tutto Napoli è contento, la forcella la pigna secca e per tutta la sanità si indirizza a sta gente. Poverica chi stell'anno con scudetto può arrivare, e di fatto è arrivato. Grande Dino Giuseppe, grazie mille. Se magari resta qui dopo cerchiamo anche di capire come fare. Ora Questa qua ce la volete? dopo ci organizziamo. Se restate un attimo qua così noi andiamo avanti con il collegamento. Va bene? A tra poco. Signori, ritorniamo con il collegamento. Io andrei vicino ad altri tifosi del Napoli. C'è Antonio che fa la solita incursione. No, una promessa C. Se Napoli aggiunge il quarto posto, me lo vengo a baciare sulle labbra in studio. Ecco qua, sempre la solita molestia in diretta. A parte scherzi. Ciao ragazzi. Commentiamo la gara. Guarda, per me è stato colpa più dell'arbitro, perché sia contro il Verona che oggi ho visto un arbitraggio poco professionale, perché poi c'era pure il rigore per il Napoli e non gliel'ha assegnato. Cioè sembra che quest'anno ogni squadra che giocano contro il Napoli pare che ce l'hanno proprio perché il Napoli sapeva lo scudetto a Bonfani. Per me questo è. Sono più contento di un pareggio, però quest'anno il Napoli sta pure un po' con la testa fra le nuvole. La salutiamo, la zona Champions. Non lo so, non sa, ci sono pallone rotondo, può succedere tutto. Io spero sempre che vinciamo. La speranza è l'ultima a morire. La speranza è l'ultima a morire. Si è sempre detto il pallone è rotondo, nel calcio può succedere di tutto, però la vedo sempre difficile. E col Barcellona come va? Là ci appammo un po' che immazzato. Non c'è spazio, non c'è margine. Qui per esempio la speranza già è morta. No, non è che c'è morta, è capace pure che possiamo vincere contro il Barcellona, però devono essere i giocatori che devono essere concentrati in campo. Non è che perché giochiamo con il Barcellona allora la sconfitta è assicurata. Se i giocatori sono concentrati, poi queste partite caricano un po' i calciatori, può essere. Sono partite che fanno continuare a crescere i calciatori. E poi citta o pallone rotondo. La speranza è l'ultima a morire. Forza Napoli sempre. E speriamo che almeno l'anno che bene avremo coccata la gloria. Perfetto, ci stava questo trittico di frasi che ci sta sempre bene. Il papà non tanto è per la quale. La signora? La signora, la seconda partita che vede, io pensavo che perdeva adesso al Genoa, però ha fatto una partita stupenda. È andato sul pareggio e non sulla perdita. Io mi aspettavo che perdeva col Genoa, devo dire la verità, perché vedevo più giocatori forti del Genoa che quelli del Napoli. Quelli napoletani li vedevo un po' debolucci, invece non me l'aspettavo che facevano un pareggio 1-1, è meglio un pareggio che una perdita. È stata una partita soddisfacente. Almeno diciamo pareggiare alla fine ha dato quella soddisfazione. Perché poi diciamo che ha giocato proprio al finale proprio bene il Napoli, anche all'inizio, però al finale sembrava che stava andando un po' giù, invece poi l'ho rivisto che si è ripreso, è stata una partita soddisfacente, ne è valsa la pena venire con un occhio che non potevo vedere. Infatti diciamo tutto si superano gli ostacoli pur di vedere questo Napoli, va bene anche con un occhio solo. Sì, perché non me l'aspettavo che con un occhio solo il Napoli mi vinceva, io pensavo che perdeva perché facevo non vedo con l'occhio, invece la mia fortuna mettendomi la bandiera, scusami, la sciarpa e un occhio offeso, io riuscito a vedere la partita e sono stata soddisfacente facendo 1-1. Ci sta. Allora prossima volta con 2 così puoi portare fortuna per bene. Speriamo di sì, il Napoli deve essere sempre forte, i napoletani siamo forti. Grande, grazie signora. Grazie a lei, anche a voi. Grazie agli amici, do un'occhiata al spiazzale, all'esterno, al piazzale, anzi all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Mi sembra che ci sia ancora qualche tifoso oppure addirittura qualche collega, caro Ciro Novelino, caro Vittorio Bernardo. Possiamo pensare di chiamarli a noi, vedete, esatto, sono molto gentili, sono entusiasti nonostante
nonostante il pareggio che non è stato proprio, diciamo, buonasera Ale, come stai? Bene, bene, buonasera a allora, tutti. un amico ovviamente, raccontaci anche un po' quella che è stata la tua prospettiva di questo Napoli-Genoa. Beh, io penso che ormai questa stagione è andata così, bisogna arrivare subito alla quota salvezza e poi sì, ormai li vedo totalmente in balla mentalmente, a parte qualche spunto che esce proprio data dalla classe dei giocatori, tipo oggi Kvara in grande spolvero, è stato l'unico insieme a Ngong e Anghissà che hanno dato qualcosina in più per arrivare al pareggio. Poi come sempre pochissimi tiri in porta, difesa che non lo so, fa acqua da tutte le parti, che comunque c'è stato quell'errore di Nathan sul gol che era evitabilissimo, l'anno scorso non avremmo mai preso un gol del genere, deve chiudersi questa stagione e ripartire da zero, cioè c'è proprio bisogno di una nuova pasta. Si può chiudere con Walter Mazzarri o ti auspichi un cambio sotto questo punto di vista? No, sinceramente penso che sia inutile, arrivati a questo punto della stagione penso che chiunque arrivi non ha proprio il tempo per far sì che il Napoli cambi proprio atteggiamento sia dal punto di vista tecnico che mentale, la vedo proprio difficile, cioè a questo punto tirare avanti con Mazzarri, un altro cambio lo vedo proprio inutile onestamente. Cioè non è colpa di Mazzarri, secondo me, Mazzarri lo conosciamo, è questo, cioè in mezzo al campo adesso stiamo vedendo un Napoli 15 anni fa, cioè lo stesso atteggiamento, che danno sì imprinting fino all'ultimo, infatti la partita non la mollano mai, c'è uscito il pareggio adesso, abbiamo vinto con la Salernitana in extremis, col Verona, però cioè, il gioco non c'è, cerca sempre la ripartenza che mancando Osimhen difficile attuare. Ci si appiglia a questo punto a Osimhen, ma è più una speranza per il fatto che ormai è l'unica carta rimasta o perché davvero pensi che il suo ritorno possa trascinare in qualche modo questa squadra e rialzarla? No, secondo me se Osimhen oggi fosse sceso in campo sarebbe stata tutt'altra partita per gli spazi che c'erano e per la quantità di cross messi in area, perché ci sono stati bei cross in cui Simeone purtroppo per caratteristiche tecniche non è riuscito a portare a termine. Fosse stato Osimhen in mezzo al campo, anche per gli spazi che poi il Genoa ha lasciato, sarebbe stata tutt'altra partita. Io penso che Osimhen in questo momento non sia un peso per il Napoli, perché conoscendolo, anche se il destino è segnato, appena mette piede nel terreno di gioco dà il massimo, perché è proprio una cosa sua caratteriale. Quindi io penso che non bisogna dargli contro, ci ha regalato uno scudetto, poi la vita è fatta così, prima o poi ci si separa e resterà il bel ricordo, però per me è fondamentale. Grazie Ale, grazie. Allora salutiamo l'amico Ale, andiamo anche da un altro amico, sì, vieniamo incontro perché come vedi la mia mobilità non è di quelle proprio spettacolari. Come ti chiami? Salvatore, buonasera. Salvatore, buonasera. Eri qui seduto all'esterno dello stadio Armando Maradona, stavi raccontando la delusione di questa partita o stavi organizzando il sabato sera? Io veramente stavo facendo lo steward e ho appena finito di lavorare, quindi ho visto la partita sì e no, la prima mezz'ora non sono riuscito a vederla. Purtroppo, perché è stata forse i primi minuti sono stati quelli dove il Napoli almeno ha provato a far male all'avversario, poi qualche sparuto assalto inframezzato da un ottimo Genoa che riesce anche a far giocare male l'avversario. Allora ti chiedo per grandi linee se sei uno di quelli che ha fiducia in Walter Mazzarri. Ma io penso proprio di no, perché comunque Mazzarri doveva essere quello che doveva svoltare insomma il gioco del Napoli e ha solo peggiorato secondo me il gioco, non c'è unione da parte di tutta la squadra e sinceramente vedo solo sguardi persi e mancanza di voglia proprio, di spirito. Manca anche Victor Osimhen, questo è un altro dei temi grandi diciamo di queste ultime ore, se il ritorno del nigeriano può davvero cambiare le cose è una speranza alla quale ci appigliamo perché non ne abbiamo altre. Sì, sicuramente il ritorno di Victor Osimhen potrà sicuramente migliorare il gioco del Napoli, perché comunque il Napoli gioca molto in profondità e con Osimhen sicuramente ci potrebbero essere dei miglioramenti, però comunque a livello generale della squadra non si può fare affidamento solo a un giocatore, quindi la vedo dura. Grazie Giuseppe, ti lasciamo al meritato riposo dopo questa giornata di lavoro. Allora caro Vittorio,